Inaugurato ieri il nuovo hotspot a Porto Empedocle con l'arrivo di 51 migranti salvati dalla motonave di ONG tedesca SIA 4. 5 ragazzi agrigentini indagati per il reato di pedopornografia e revenge porn dalla polizia postale di Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Nuovi accertamenti tecnici nell'inchiesta della sparatoria avvenuta venerdì scorso nella concessionaria auto del villaggio Mosè, disposti dalla procura di Agrigento. Una 64enne originaria di Milano finisce a processo per minacce nei confronti del sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, postate sui social su provvedimento della magistratura. Sit-in sulla sicurezza indetto dalla CISL per il giorno 5 marzo davanti alla prefettura di Agrigento contro le morti sul lavoro. Al via i lavori di consolidamento del muro Alessi dopo 12 anni di attesa. Al via il premio dedicato alla giovane Clelia Colletti, prematuramente scomparsa all'età di 22 anni, ideato dalla scrittrice Giuseppina Mira. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Inaugurato ieri il nuovo hotspot di Porto Empedocle con l'arrivo di 51 migranti salvati da una motonave ONG tedesca. A gestirlo è la Croce Rossa italiana. Noi eravamo sul posto, abbiamo seguito l'evento. È stato inaugurato ieri il nuovo hotspot di Porto Empedocle appena finito di costruire, voluto dalla prefettura di Agrigento. È più confortevole rispetto alla vecchia struttura da poco vicina, complessivamente garantisce una capienza di 280 posti con 4 unità abitative. La struttura ha accolto 57 migranti sbarcati a Porto Empedocle, trasportati dalla motonave ONG SIA 4, che li ha tratti in salvataggio nelle acque SAR maltesi. Ad accoglierli la Croce Rossa italiana, che gestisce la struttura, si occuperà dei servizi di accoglienza, assistenza sanitaria e sociale e della loro integrazione, quindi l'identificazione delle persone sbarcate, in quanto è la prima volta che sono in territorio italiano. Curata dal personale della questura di Agrigento. Per l'occasione hanno presenziato anche il questore di Agrigento Palumbo e il vicario del prefetto e si sono resi conto dell'efficienza o meno della nuova struttura costruita da una ditta di Cammarate e costata circa 3 milioni di euro. Angelo Vita, responsabile della Croce Rossa italiana, che gestisce il nuovo centro accoglienza, ecco, un compito sicuramente gravoso e importante per la Croce Rossa. Questo è un centro di accoglienza che appunto è gestito dalla Croce Rossa, come quello di Lampedusa e altri centri che ci sono in Sicilia. Oggi è stato il primo sbarco, abbiamo inaugurato questo hotspot che è veramente bello rispetto a dove eravamo abituati a stare presso la tendastruttura. Lì ovviamente era un momento proprio di passaggio, qui c'è la possibilità che i migranti rimangano, infatti ci sono circa 280 posti letto ed è una realtà bella, confortevole e umana. Quanti sono gli arrivi di oggi? Oggi sono stati 51 arrivi, sono tutti in ottima salute, tranne uno che è stato portato all'ospedale che si era fatto male. Ecco, come si snoderà il vostro lavoro? Il nostro ruolo nella prima fase abbiamo una fase in cui i medici visiteranno singolarmente i migranti quando arrivano direttamente, come in questo caso con l'ONG, oppure negli sbarchi che sono così occasionali. Quando arrivano direttamente invece già da Lampedusa, già i colleghi li hanno visitati. Poi c'è la fase del riconoscimento che viene fatto dalle forze dell'ordine, dalla prefettura, dalla questura, e poi noi diamo da mangiare, il vestiario, li forniamo eventualmente di kit, di quello che necessita ai migranti. Quanto saranno qui queste persone? Ma il tempo strettamente necessario fino a che non partono, possono stare delle ore o una notte, è una struttura anche questa di passaggio, però ripeto, rispetto a dove stavano prima è molto più confortevole, anche perché è molto più grande e ci sono molti servizi, hanno pure c'è in itinere una costruzione, un campo di calcio, è una struttura, per quello che si può dire, veramente bella. Ecco, rispetto alla precedente ci sono dei miglioramenti, ovvio, no? Sì, non ci sono assolutamente paragoni, i miglioramenti ci sono, ma ripeto, quella era una struttura veramente di passaggio di pochissime ore e qua possono rimanere qualche giorno, quindi sotto questo aspetto è molto più curato ed è migliore. Ecco, quanto personale mettete in campo?
e in base ai migranti che arrivano. E proprio oggi abbiamo testato, anche perché era la prima giornata, siamo circa 10 volontari. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 5 decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i minorenni di Palermo e uno dalla Procura di Palermo, eseguiti dal personale della Polizia Postale di Agrigento, Palermo e Caltanissetta nei confronti complessivamente di 5 giovani agrigentini ritenuti responsabili di avere videoregistrato un ragazzo minorenne mentre compiva un atto di autoerotismo all'interno di un'abitazione. I 5 giovani sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e per il reato di revenge porn, il servizio. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i minorenni di Palermo e a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Palermo, eseguiti dal personale della Polizia Postale di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, nei confronti complessivamente di 5 giovani agrigentini ritenuti responsabili di avere videoregistrato un ragazzo minorenne mentre compiva un atto di autoerotismo all'interno di un'abitazione. Il video successivamente veniva diffuso attraverso una nota piattaforma, anche tra gli studenti della scuola frequentata dalla vittima. L'attività di indagine svolta dagli operatori specializzati della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Agrigento è nata a seguito della denuncia della madre della persona offesa, informata dall'accaduto da un docente della scuola frequentata dal figlio. Il video era stato sottoposto all'attenzione dei docenti della vittima da un compagno di classe della stessa, che ritenendo grave il fatto lo aveva segnalato al referente per fatti di bullismo dell'istituto. Grazie quindi ai tempestivi accertamenti effettuati, volti a individuare le esatte generalità dei soggetti coinvolti e alla certosina estrapolazione di alcuni frammenti dello stesso video in questione, nei quali le immagini dei volti degli autori del reato venivano riflesse in uno specchio del bagno, si cristallizzavano elementi di prova che consentivano così alle procure interessate l'emissione dei provvedimenti. I 5 ragazzi sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e per il reato di revenge porn. Nuovi accertamenti tecnici nella dedicata inchiesta sulla sparatoria avvenuta venerdì scorso nel parcheggio della concessionaria auto al villaggio Mosè, cui ha perso la vita il 37enne Roberto Di Falco di Palma di Montechiaro. La Procura di Agrigento ha disposto ulteriori approfondimenti tecnici che riguardano i cellulari dei 3 indagati, fermati dalla squadra mobile con le accuse di omicidio per errore, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo e il sostituto Gaspare Bentivegna, che coordinano le attività, hanno incaricato il perito dottor Amico, che si occuperà di passare al setaccio i dispositivi informatici, le schede SIM e i tabulati telefonici in particolare. I legali della difesa degli indagati, gli avvocati Lucia e Ragusa, hanno conferito l'incarico a un consulente di parte. Si tratta del perito Luigi Gagliano. I risultati dei nuovi accertamenti potrebbero fornire nuovi elementi utili alla ricostruzione della vicenda, chiamate in entrata e in uscita prima, durante e dopo l'omicidio, ma anche gli itinerari effettuati. Ulteriori spunti potrebbero inoltre arrivare anche dai risultati dell'autopsia eseguita nella giornata di ieri e dallo STUB, l'esame in grado di rilevare la presenza di polvere da sparo. Intanto i 3 indagati, Angelo Di Falco, Calogero Zarbo e Domenico Panzato, ricorrono al riesame. Gli avvocati della difesa depositeranno l'appello al Tribunale della Libertà chiedendo di annullare l'ordinanza cautelare di custodia emessa dal GIP Giuseppe Miceli. Una persona di 64 anni, originaria della provincia di Milano, finisce a processo per le minacce social rivolte al sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. Lo ha stabilito il giudice Vincenzo Ricotta a margine di un'udienza predibattimentale. Il processo a carico della donna si aprirà formalmente il prossimo 18 ottobre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Katia La Barbera. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dal primo cittadino, costituitasi parte civile tramite l'avvocato Gianfranco Pilato. La donna avrebbe minacciato su Facebook la sindaca Rea di non essersi occupata adeguatamente di una colonia felina in via San Calogero, provocando la morte di alcuni gattini. Frasi postate sui social dal tenore di questo tipo: hai dei figli, ti auguro finiscano sotto una macchina e possa crepare anche lei, schifoso essere, alla svelta.
Voto di scambio a Siracusa, arrestato l'ex assessore regionale Sorbello ed ex sindaco di Melilli. Per il PM promise di agevolare la scarcerazione di un figlio di un affiliato nell'ambito dell'operazione Asmundo, che ha visto anche l'arresto di altre 11 persone. Il servizio. C'è anche Giuseppe Sorbello, ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, paese nel siracusano, tra gli arresti eseguiti nel blitz dei carabinieri di Siracusa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dai magistrati della terza area della procura distrettuale di Catania. Per lui l'accusa è di scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle scorse elezioni amministrative del 2022, quando, secondo le indagini, l'aspirante primo cittadino avrebbe accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e dell'impegno ad operarsi per agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato. 12 arresti nell'operazione denominata Asmundo, che ha colpito il clan mafioso Nardo, operante nell'area nord della provincia aretusea, ritenuta costola della famiglia di Cosa Nostra catanese Santa Paola Ercolano. Le persone arrestate sono accusate di essere organizzatori ed affiliati al clan, che nel tempo avrebbero ottenuto il controllo e la gestione di numerose attività economiche e imprenditoriali, prevalentemente nel settore agro-pastorale nell'area nord della provincia siracusana. Scambio elettorale politico-mafioso, estorsioni, detenzione di armi stupefacenti, introduzione in carcere di dispositivi telefonici sono solo alcuni dei capi di imputazione contestati agli indagati che, anche dopo la recente operazione Agorà, portata a termine dai militari del comando provinciale di Siracusa, si sono velocemente riorganizzati. L'attività del clan è ripresa con il solito modus operandi, minacciando anche dall'interno degli istituti di pena, utilizzando illecitamente telefonini, chi si fosse rivolto alle forze dell'ordine per denunciare un'estorsione o una minaccia subita, occultando armi, smerciando droga, gestendo addirittura una florida piantagione di 731 piante di marijuana. Le armi, 2 fucili, una pistola e lo stupefacente, circa 11 kg tra marijuana e cocaina, sono stati sequestrati dai carabinieri durante la fase investigativa. Gli affiliati al clan, mediante minacce e intimidazioni, avrebbero costretto diversi imprenditori agricoli o esercenti commerciali a fornire loro somme di denaro o generi alimentari come pagamento in cambio di un servizio di controllo dei propri terreni agricoli, sui quali sarebbero stati anche obbligati a tollerare il pascolo di capi di bestiame riconducibile agli associati. Sempre gli stessi imprenditori agricoli inoltre avrebbero subito il cosiddetto cavallo di ritorno per la restituzione di escavatori ed altri mezzi a loro rubati. Un flash mob sarà fatto giorno 5 marzo davanti alle prefetture siciliane. Anche ad Agrigento si terrà la manifestazione indetta dalla CISL dalle ore 11 in poi contro le morti sul lavoro. Fermiamo la scia di sangue, questo è lo slogan scelto dal sindacato che per mezzo della sua segretaria provinciale Carmela Petralia afferma: le morti bianche sono ingiuste e incivili, per questo terremo alta l'attenzione su salute e sicurezza nei posti di lavoro. Sono stati affidati i lavori per il consolidamento del muro di Via Alessia, adiacente alla via Papa Giovanni XXIII, quanto comunicato dall'assessore comunale ai lavori pubblici del comune di Agrigento Principato, il servizio. Sono stati affidati i lavori per il consolidamento del muro di Via Alessia, adiacente alla via Papa Giovanni XXIII, quanto comunicato dall'assessore comunale ai lavori pubblici del comune di Agrigento Gerlando Principato. L'intervento riguarderà la parete retrostante dell'edificio ubicato al Viale della Vittoria numero 229 e 231, sottostante l'edificio a forma di stella a 3 punti di Via Alessi. È una parete che si è formata a causa di un importante scavo eseguito in banco calcarenitico negli anni passati, venendosi a formare un fronte con superfici verticali in corrispondenza al ridosso del quale sorgono delle abitazioni, lasciando spazi ristretti e angusti nella percorrenza. Quelli di Via Alessi, spiega l'assessore ai lavori pubblici Principato, sono lavori importanti che si attendevano da tempo. 12 anni sono trascorsi per ottemperare a quanto disposto da una sentenza del Tribunale di Agrigento. 12 anni e tanta buona volontà se si considera che gli interventi non erano mai stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e che negli anni, nonostante la nomina di commissari ad acte e vari solleciti da parte della Procura della Repubblica, non erano stati valutati come prioritari. L'intervento ammonta complessivamente a 600.000 euro, finanziati interamente con somme comunali, e prevede il rafforzamento delle pareti rocciose tramite tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio speciale, il placcaggio del muro in pietrame
in conglomerato cementizio con armatura zincata e tinteggiatura fotocatalitica per ragioni ambientali e igieniche, la sarcitura delle lesioni con catenelle di mattoni, con malta cementizia, delle lezioni di miscela cementizia, un trattamento protettivo del banco calcarenitico con ciclo consolidante a base di polimeri, interventi di rimodellamento del versante prossimo con la realizzazione di un fosso di guardia, un pozzetto di decantazione, la posa di gabbioni e infine trattamenti antierosivi con la rinaturalizzazione attraverso spargimento di miscela di sementi, erbacce perenni a radicazione profonda. Un altro obiettivo centrato, commenta l'assessore Principato, grazie agli sforzi da parte dell'esecutivo e degli uffici comunali. Dopo il nostro insediamento sono stati redatti progetti definitivi ed esecutivi, affidati i lavori, la direzione degli stessi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. L'intervento della via Lessi, conclude l'assessore Principato, si aggiunge a quelli già avviati nel versante a nord-ovest delle palazzine del Viale della Vittoria, denominate Crea, e nel versante sottostante la via Picone nel Muro di San Vito e in via Massimo Troisi al villaggio Mosè. E ieri, in occasione dello svelamento della statua del Telamone, era presente anche Roberto Albergoni, progettista di Agrigento, capitale della cultura. Lo abbiamo intervistato per le ultime novità. Ciao Albergoni, oggi presente a questa inaugurazione del Telamone, il Presidente della Regione ha parlato molto bene del prossimo evento di Capitale della Cultura che si farà tanto. Ecco, ci aggiorni un po' delle ultime novità, come vede lei dal punto di vista globale questo evento? Io vedo che finalmente si è partiti, siamo immediatamente al lavoro col Presidente Minio e tutto il Consiglio di amministrazione, col Sindaco, la Giunta, stiamo andando veramente a passi spediti, non c'è nessun problema di ritardo, non ci sono difficoltà legate ai tempi eccetera, c'è un gran lavoro da fare, ma tutte le condizioni per fare del 2025 un anno di una grande ripartenza della città di Agrigento e di tutti i comuni della provincia. Ecco, il nuovo staff, il nuovo CDA come organizzerà l'evento? Il Consiglio di amministrazione si è appena insediato, si sta lavorando a tutta la dimensione amministrativo-burocratica di creazione della fondazione e di avvio dei lavori. Nel frattempo è già ripartito il processo di raccordo con tutte le istituzioni, le associazioni private, le imprese, il mondo del turismo, della città e del territorio, per riprendere la progettazione comune di tutto questo processo che già comunque all'interno del dossier di candidatura un progetto chiaro da realizzare. Ecco, si parla di un cartellone che si deve realizzare, molti si lamentano che ancora non si è fatto poco. Il cartellone è una piccola parte del processo di candidatura. Quello che noi dobbiamo realizzare è introdurre meccanismi di cambiamento e moltiplicatori economici, culturali e sociali della città. Si partirà immediatamente invitando gli artisti a visitare il nostro territorio e a ragionare su come realizzare le opere secondo quelli che sono i principi del dossier di candidatura, e via via si costruisce il programma a partire dai 44 progetti che già esistono e che verranno poi accompagnati da altre attività che si realizzeranno. Nota stampa delle coordinatrici provinciali femminili della Democrazia Cristiana di Agrigento, Zicari, Destro, Noto e Vinciguerra, che affermano come la riforma promossa dall'onorevole Abbate sugli enti locali mira ad allineare la nostra regione a quanto già disposto nel resto d'Italia dalla legge del Rio, nonché dalla legge regionale in materia di giunta regionale, disponendo in maniera chiara ed inequivocabile nelle giunte comunali la rappresentanza di genere deve essere di almeno 1 su 4. Ringraziamo il nostro partito perché davvero si occupa di valorizzare il contributo che noi donne possiamo dare alla politica e lo fa con concretezza e determinazione. Auspichiamo che l'intera Assemblea regionale accolga con favore questa norma e l'approvi all'unanimità, e con il voto favorevole a questa norma che si dà senso al valore all'8 marzo, non con le mimose. Nel testo della riforma si introduce anche la figura del consigliere supplente di grande ausilio per consentire il buon funzionamento dei lavori consiliari.
A Siculiana è stato ideato un premio da Giuseppina Mira per ricordare la memoria della giovane Clelia Colletti, scomparsa all'età di soli 22 anni, il servizio di Margherita Trupiano. Siculiana ha ricordato con un premio denominato Allena il cuore per amare, gioire ed aiutare Clelia Colletti, giovane 22enne recentemente scomparsa, ad accogliere la cerimonia alla scuola media del comune, un evento che è stato voluto e ideato dalla poetessa e scrittrice pluripremiata Giuseppina Mira. Quest'ultima la descrive come una giovane brillante in campo artistico, musicale e letterario, purtroppo scomparsa prematuramente. La poetessa continua parlando di Clelia e tratteggiandone un profilo di straordinaria umanità e doti non comuni. Si dedicava al canto, al teatro, al disegno, dice, amava leggere, scrivere opere letterarie, fare beneficenza, era dalla parte dei fragili che cercava sempre di aiutare. Il ricordo di Clelia, sottolinea la Mira, vuole consegnare soprattutto ai giovani affinché l'apprezzino e abbiano un esempio per essere pieni di vitalità. Hanno partecipato alla manifestazione gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Siculiana che hanno proposto lodevoli elaborati. Hanno affiancato Giuseppina Mira nell'organizzazione e la FIDAPA, l'AXI, la scuola e l'amministrazione comunale di Siculiana. Presenti i genitori di Clelia che hanno consegnato ai giovanissimi partecipanti una ceramica in ricordo della figlia. È stato un momento di grande commozione per onorare la memoria di Clelia, che è stato testimoniato anche dalle parole del dirigente dell'istituto Paola Catanzaro. Quando ho premiato Clelia mi sono così innamorata del suo lavoro che l'ho portato a casa come ricordo. Ebbene, dopo tanti e tanti anni, quest'estate, vedo un cartellone arrotolato. Siamo dietro mille cose, quindi era sfuggito di mente, giusto? Dopo tutti questi anni. Dico, ma che cosa c'è dentro questo cartellone? Lo apro e vedo il disegno realizzato da Clelia per il quale è stata premiata. Ancora non era il 14 settembre, allora ho pensato, quando riprendiamo le prove del nostro gruppo teatrale, perché voi sapete che Clelia e la mamma hanno preso parte, lei continua a prendere parte alla nostra drammatizzazione. Dico, va bene, quando poi ci vediamo nelle riunioni glielo do. Sappiamo che non è stato possibile perché il 14 settembre la nostra Clelia è volata in cielo. Allora mi sono recata dalla sua mamma Francesca, le ho portato il disegno, lei non lo conosceva, ignorava l'esistenza di questo disegno perché l'avevano fatto in classe, li avevano consegnati, li abbiamo premiati e quindi lei non l'aveva visto, sapeva del premio, primo premio della bontà dato a Clelia, ma non conosceva appunto come era strutturato il disegno. E allora ho chiesto a Francesca, io mi sento di organizzare un concorso, il ricordo di Clelia. Lei ha consentito, ci siamo recati dalla preside per coinvolgere gli alunni, la preside con entusiasmo ha coinvolto docenti, alunni, genitori, che tutti con entusiasmo avete risposto, con impegno, con fervore, con prontezza. Questo vi onora, ci onora, perché l'amore è alla base di tutto. Abbiamo preso contatti con l'amministrazione comunale, col sindaco, oggi non sta bene e abbiamo qui l'assessore. Allora immediatamente io come promotrice dell'AXI e come scusate sono emozionata e come vicepresidente della FIDAPA ho parlato con la presidente e con la past presidente
tutti con fervore hanno acconsentito, ed ecco che oggi tutti qua in nome di Clelia siamo riuniti in nome dell'amore, e dobbiamo sapere che Clelia amava il teatro, il canto, il disegno, amava leggere, ha scritto dei romanzi che ancora si devono pubblicare, faceva volontariato brillante, e quando lei veniva per le recite un fascio di luce lei portava, entrava un fascio di luce. Il professor Francesco Pira è il nuovo presidente di Confassociazioni, Comunicazione, Media e Informazione, così come l'ha dichiarato dal suo presidente nazionale Angelo Deiana. Confassociazioni conta 1.270.000 iscritti e 762 organizzazioni di manager e professionisti e imprese in tutta Italia. Sentiamo lo stesso Pira. Ringrazio il presidente di Confassociazioni per questo incarico prestigioso nazionale di presidente di Confassociazioni, Comunicazione, Media e Informazione. Avevo ricoperto all'interno di questa branch di Confassociazione il ruolo di vicepresidente, ma anche il ruolo di presidente dell'Osservatorio Nazionale contro le fake news. Confassociazioni è una grandissima famiglia, una rete con 1.270.000 iscritti, 762 organizzazioni di manager, professionisti, imprese, che ha voluto allargare da tempo alle aziende, alle testate digitali, a tutte le aggregazioni, alle associazioni, appunto anche la possibilità di poter dibattere di quelli che sono i grandi temi del nostro tempo, e quindi sono particolarmente contento di questa nomina, perché lavorerò continuando il lavoro che ha fatto il precedente presidente Alessandro Conte, che ha avuto ulteriori incarichi, e lo farò convinto che c'è una sfida in atto legata ai contenuti e alla conoscenza, e soprattutto c'è una sfida per un nuovo umanesimo. Noi dobbiamo lavorare tutti i giorni per un nuovo umanesimo. Una grande struttura come Confassociazioni può certamente contribuire, come fa tutti i giorni, grazie anche al dinamico presidente dottor Deiana, a un nuovo dibattito e soprattutto ad una nuova responsabilità. Quindi grazie davvero, e spero di poter con la mia esperienza dare un umile contributo che possa anche essere, grazie a Confassociazioni, di arricchimento per il nostro Paese. Approvato il decreto milleproroghe, via ai posti fissi e alla stabilizzazione per i comuni anche in deficit. Il milleproroghe, approvato a Roma, sblocca il tanto atteso varo dei contratti a tempo indeterminato. Gli enti locali, figure ormai imprescindibili. In ballo ci sono oltre 1.400 lavoratori. La norma contenuta nel decreto milleproroghe è stata approvata a Roma sbloccando il tanto atteso varo dei contratti a tempo indeterminato. Era attesa e dà il via libera alla stabilizzazione di tutti gli impiegati in scadenza di contratto. Il milleproroghe è però andato oltre, concedendo, come già avvenuto in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e altri comuni dell'isola siciliana, ai 120 in dissesto o predissesto di mettere fine alla precarietà, facendo leva sugli oltre 170 milioni di euro previsti dalle leggi regionali del 2014 e del 2016, storicizzati negli anni, prorogati nell'ultima manovra varata a Palermo e utilizzabili fino al 2038. La norma del milleproroghe, che consente di avviare la stabilizzazione dei lavoratori precari dei comuni dell'isola in dissesto finanziario o in pieno riequilibrio, anche in deroga ai vincoli esistenti, è un segnale importante di attenzione del Parlamento nazionale verso la Sicilia. Poter finalmente parlare di assunzione per questi lavoratori, garantendone operatività e funzionalità, è una vittoria importante che dà sollievo non solo alle tante famiglie che da anni attendono certezze lavorative ed economiche, ma anche alle amministrazioni locali che potranno finalmente contare su risorse certe. Lo dice l'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina.
Le unità di personale che potranno interessare nei percorsi di stabilizzazione sono 1429 e nel dettaglio 300 operano all'interno di comuni in riequilibrio, 612 in comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario, mentre ulteriori 517 sono utilizzati in virtù della legge regionale numero 5 del 2014. Linea alla regia per la pubblicità. Ok del Senato al decreto legge sulla sicurezza del personale scolastico contro le manifestazioni di violenza esercitati dagli studenti ma anche dai loro familiari nei confronti del personale che vi lavora. La corrispondenza. L'aumento dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico rende urgente una risposta chiara e decisa da parte delle istituzioni. Ne cito due in particolare. L'accoltellamento di una professoressa in una scuola di Abbiategrasso e l'aggressione a colpi di pistola ad aria compressa ai danni di una docente in una scuola di Rovigo. Atti gravissimi, signor Ministro, atti davvero disdicevoli che oltre alle vittime hanno colpito l'intera comunità scolastica, ma vi è di più. Sui fatti di Rovigo in particolare ha suscitato scalpore e indignazione la notizia che gli studenti, rei di avere sparato in classe con una pistola ad aria compressa, colpito al volto la docente, ripreso l'azione col telefono per poi diffondere il video sul web, siano stati premiati con un 9 in condotta, voto che abitualmente si dà agli studenti modello. Il Parlamento ha approvato definitivamente una legge che inasprisce le pene per chi aggredisce il personale scolastico. L'Aula del Senato ha così dato il via libera al DDL numero 905 sulla sicurezza del suddetto personale. A favore sono stati 88 senatori, astenuti 65, nessun voto contrario. La legge introduce anche diverse misure volte a prevenire la violenza e a migliorare la sicurezza nelle scuole. Il disegno di legge propone un incremento significativo delle pene detentive, dagli attuali 5 anni per aggressioni a 7 anni e mezzo e da 3 a 4 anni e mezzo per oltraggio. L'inasprimento delle sanzioni rispecchia una risposta diretta ai sempre più crescenti episodi di violenza che non solo violano i diritti del personale aggredito, ma minano anche la vita collettiva scolastica. Importante sottolineare che la legge sarà estesa anche a tutto il personale scolastico, inclusi dirigente scolastico e personale ATA. Oltre alle misure punitive, la legge prevede anche percorsi formativi di sensibilizzazione e la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Tale organo avrà il compito di segnalare casi di violenza, proporre iniziative e redigere report annuali sul fenomeno. In aggiunta, la legge mira a istituire la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, da celebrarsi ogni anno il 15 dicembre. Il disegno di legge interviene sul tema della violenza esercitata dagli studenti ma anche dai loro familiari nei confronti dello stesso personale. L'obiettivo principale è quello di tutelare il personale da atti di violenza e minaccia, rafforzando così la sicurezza all'interno delle aule scolastiche. La proposta di legge opera su 2 piani: monitoraggio, studio e sensibilizzazione, inasprimento delle sanzioni. La proposta di legge si inquadra inoltre nel contesto normativo vigente in materia di tutela del personale scolastico, che riconosce ai dirigenti scolastici e ai docenti la qualifica di pubblici ufficiali. Bene l'approvazione definitiva del Senato del disegno di legge di iniziativa della Lega, primo firmatario Rossano Sasso, sulla sicurezza del personale a scuola che aggredisce docenti, dirigenti e in generale tutti i lavoratori della scuola, aggredisce anche lo Stato. Si tratta di un altro importante tassello di azione politica determinata e ad ampio raggio che stiamo portando avanti come governo e maggioranza per ripristinare la cultura del rispetto nelle nostre scuole a tutela di tutta la comunità scolastica. Così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, dopo l'approvazione del DDL. Oggi scriviamo una bella pagina di storia per la scuola, una nostra battaglia che abbiamo portato avanti con forza in tutte le sedi istituzionali. Chi tocca un insegnante tocca lo Stato, è necessario restituire alla scuola e ai suoi lavoratori l'autorevolezza
che meritano. Così invece dichiarano i parlamentari della Lega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, e Rossano Sasso, primo firmatario. Finalmente un segnale concreto per tutelare docenti e tutto il personale scolastico con l'approvazione al Senato del suddetto DDL. Sono le parole di Paola Frassinetti, sottosegretario all'istruzione e al merito, che ha seguito al Senato il provvedimento e che plaude anche alla modifica del codice penale, il quale adesso prevederà specifiche aggravanti di pena qualora la violenza sia effettuata nei confronti di dirigenti o personale docente, educativo e amministrativo, nonché tecnico e ausiliario della scuola. Messina si impegna a proteggere le tartarughe marine e le coste in cui nidificano. Il servizio da Messina. Il comune di Messina si è impegnato a firmare il protocollo d'intesa Life Turtle Nest, Comuni Amici delle Tartarughe Marine, proposto dall'associazione Legambiente Nazionale APS, Rete Associativa ETS, al fine di tutelare le tartarughe marine, più nello specifico la specie caretta caretta, e salvaguardare gli habitat costieri. Per salvaguardare loro e le coste dovranno essere adottate dalla città dello Stretto alcune misure come niente falò, niente mezzi a motore in spiaggia, giornate di pulizia del litorale, dovranno essere emanate ordinanze per limitare le emissioni di luci e rumore di notte. L'iniziativa è partita lo scorso anno e interessa la porzione mediterranea d'Italia, Francia e Spagna per un totale di 8.000 km di costa, finanziato dalla Commissione europea grazie al programma LIFE. Nasce dall'esigenza di tutelare adeguatamente le nuove aree di nidificazione delle tartarughe marine della specie caretta caretta, che hanno iniziato a deporre le proprie uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale. Messina quindi accetta di proteggere le tartarughe marine, consapevole che oltre a rappresentare uno straordinario valore per la biodiversità sono particolarmente importanti anche dal punto di vista socio-economico nell'ambito di una strategia di sviluppo del territorio che coniughi le esigenze di tutela delle risorse ambientali con la realizzazione di attività economiche sostenibili e rispettose degli equilibri ambientali. E per questo darà il proprio contributo alla conservazione della tartaruga, impegnandosi a rispettare le indicazioni fornite da Legambiente nell'ambito del progetto Life Turtle Nest, per una gestione responsabile delle spiagge, potenziali aree di nidificazione per questi animali. In cambio, Legambiente promette di valorizzare e accompagnare le azioni dell'amministrazione comunale e dei gestori degli stabilimenti balneari, assegnando all'amministrazione comunale il riconoscimento di comune amico delle tartarughe marine e dandone adeguata visibilità tramite la stampa, i social media e gli altri canali di comunicazione del progetto Life Turtle Nest. Inoltre l'associazione pubblicizzerà gli stabilimenti balneari che aderiranno all'iniziativa Lidi Amici delle Tartarughe, realizzata nell'ambito del progetto Life Turtle Nest, e realizzerà in collaborazione con i referenti territoriali del progetto attività di carattere scientifico, culturale e formativo inerenti alla tutela delle tartarughe marine e alla biodiversità marina in generale. Innesti, questa è la mostra delle opere del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina presenti al Mudia di Agrigento, che si possono visitare fino al prossimo 26 aprile. Vediamo un video di quanto esposto.
Si è concluso ad Ancona il campionato italiano senior, premiando con la medaglia d'oro nel lancio del martello l'agrigentino Calogero Scordino, campione italiano anche nel lancio del martellone, arrivando fino a metri 15,36, quindi la medaglia d'argento nel lancio del disco e secondo nel getto del peso fino a metri 10,72. E questo è tutto per TV A Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.